In onda il garage dell'Alfista, l'unica radiovisione dal cuore sportivo. Alla guida Antonino Danna. Buongiorno, a voi la linea. Grazie cara Sveva, amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno, siete sulle magiche onde di Radio Libertà, questo è il garage dell'Alfista, io sono Antonino Danna, lui è Alex Cereda. Buongiorno Antonino. Buongiorno. Ciao Alex, e questa è la puntata di sabato 17 di maggio dell'anno del Signore 2025, 53esimo dell'era dell'Alfetta, visto che oggi l'Alfetta compie 53 anni. Era il 17 maggio del 1972 quando veniva presentata in quel di Trieste. Cominciava una storia leggendaria che non avrà ovviamente fine. Caro Alex, buongiorno e benvenuto. Intanto ricordiamo ai nostri ascoltatori 340 670 9659 per le vostre telefonate, per le vostre zappe, scusate, WhatsApp, oppure 0292947222 se volete essere dei nostri per telefono. Alex, allora, oggi si continua a parlare di banditi. Sì, seconda, diciamo, ultima puntata, perché poi dovremo dare spazio, spero, a qualche ospite o comunque ad altri argomenti. Come ho già spiegato l'altra volta, non si parla dei banditi di una volta, né di Salvatore Giuliano, né di Lutring, per rimanere nel nord Italia, Graziano Mesina, eccetera, che avevano un'onorabilità che comunque, al di là del loro, tra virgolette, mestiere e di ciò che facevano, avevano più dignità e onore dei personaggi che andremo a parlare. Neanche sto parlando del participio passato del verbo bandire, ma parliamo proprio di banditi, cioè di gente che sa quello che fa, gente di malaffare che purtroppo gravita anche nel mondo amatissimo dell'Alfa Romeo. Ci tengo altresì a precisare che stiamo parlando di una parte marcia di quei operatori, di quei meccanici, di quei preparatori. Ci stanno ovviamente un'altra parte abbastanza rilevante di persone che lavorano con grandissima onestà, con preparazione e soprattutto con rispetto dell'auto che tu porti e del compito che allora gli hai dato, cioè ricostruire, restaurare, preparare il mezzo, e anche del cliente. Quindi ci tengo a difendere la parte sana, attenzione. Per fortuna c'è, non so in che quantità globale sia. Lo scopo della puntata è quello di mettervi alla guardia da certi personaggi che inizialmente si presentano in maniera molto gentili, ma che da banditi, ma in realtà avrei utilizzato un altro nome più forte nei titoli, perché l'avrei dovuto chiamare ladri cialtroni, farabuzzi, però ho voluto abbiamo voluto, Antonino, dedicare un termine più elegante, ecco, più leggero per questi personaggi. Quindi parliamo di una parte, non di tutti, e ripeto, ci tengo tantissimo a tutelare chi fa onestamente questo lavoro. E questo mi sembra più che doveroso. Senti, appunto, tu questi banditi li hai incontrati in giro, tra certo, raduni e in pista, anche e così via. in pista, certo. Ecco, raccontaci un po', diciamo, di questi personaggi allora, è difficile inqualificabili. inizialmente trovarli, cioè capirli, perché i banditi, diciamo così, hanno un modo di fare molto affabile, quindi ti avvicinano, ti danno quel senso di amicizia, chiedono della tua auto o ti propongono motori, per esempio. Ecco, ci sono vari banditi, Roma, anche provincia di Roma soprattutto, che ti propongono motori, pezzi, eccetera, perfetti, in ottime condizioni, ma che invece la truffa che fa il giro di tanti appassionati, e quando ne trovano uno che o incauto, non è il mio caso, ma o incauto perché per fiducia, cercano di vendere qualcosa che andrebbe bene per la discarica, oppure, come il mio caso, ho ricevuto un motore da un personaggio di questi
completamente vuoto. Io sono andato a vederlo in questa specie di officina, più che altro un deposito, nonostante la pubblicità continua che si fa sui vari siti, su Instagram, eccetera. E quando l'ho ricevuto, il mio meccanico lo ha ricevuto, mi ha chiamato e il motore era praticamente vuoto. Avevano svuotato interamente pistoni, bielle, tutto quanto poteva servire, ma hanno messo 2 carburatori totalmente arrugginiti, addirittura di 2 modelli diversi. Quindi ho visto una cosa e mi è stata spedita un'altra. Questi personaggi gravitano nell'ambiente tranquillamente, a volte non si fanno vedere a Valle Lunga perché credo che sarebbero rincorsi a bastonate, perché non sono la sola vittima. Quindi attenzione quando vedete tanta pubblicità, tante cose, non sempre dietro quella pubblicità fatta di continue foto di motori, abbiamo preparato questo, abbiamo preparato quello, c'è altrettanta professionalità dietro. L'Alfa Romeo è fatto da tante passioni, molti di noi fanno sacrifici, magari non fanno le vacanze per avere il motore pronto a settembre, oppure spostano dei soldi dedicati a sistemare la casa per sistemare l'auto. Sono passioni che prendono il cuore e quando c'è il cuore nel mezzo la ragione sta da un'altra parte. È come quando un uomo è innamorato, non sta lì a guardare le finanze di quello che spende, parlo anche del sottoscritto soprattutto. E così sono state delle mie passioni. Mi sono lanciato dedicando tutto quello che potevo. Quando si incontrano queste persone ti fanno un grosso danno, sia morale, perché viene meno l'umanità, il senso della correttezza, quei principi di amicizia, di comune passione, per entrare in un mondo di delinquenti, di personaggi infimi, bugiardi, ladri, delinquenti, farabuzzi, feccia della feccia. Ovviamente parlo di fatti miei, in privato ho fatto i nomi e cognomi di questi personaggi, da cui evitare, ovviamente in radio, per tutela della radio e per tutela delle altre persone non posso farlo, però posso dare delle indicazioni su come evitare personaggi che stanno in giro, che ti propongono acquisti, vendite con i compari, perché è proprio una truffa delle 3 carte. Ci sono i compari che ti accompagnano lì, ti segnalano il motore, loro prendono una percentuale, ovviamente il motore è da buttare, sono motori da poter riciclare. Se possono, prima della spedizione ti rubano le ultime cose, proprio ladri nel senso più infimo. Io una volta ho conosciuto un ladro a Roma che faceva il ladro e mi diceva quando andava a rubare, perché era così, poi aveva cambiato strada, lavorava in un'officina e diceva quando andava a rubare nelle case da ragazzino non rubavo tutto, lasciavo sempre qualcosa perché capivo che magari quelle persone là, se gli portavamo via tutto, non mangiavano neppure. Quindi anche nel suo rubare quell'uomo aveva un minimo di delicatezza di pensiero. Questi sono banditi infami, infami nel peggior termine. Puoi anche lasciargli la macchina un attimo e ti manca qualche pezzo e poi lo trovi nella macchina di un altro e viene a sapere a chi l'hanno venduto. Accade di tutto. Ripeto, ci sono quelle persone a cui io ho affidato l'auto e mi sono trovato bene, perché so che siano persone affidabili e gente che di cui posso dare un bene a cui io tengo tanto. Io le mie auto tengo tantissimo, sono una parte di me, della mia vita e delle mie passioni. Però bisogna tenere gli occhi aperti. Siccome riceviamo, vedi Antonino, abbiamo già letto qualche lettera, io nella settimana ho raccolto alcune testimonianze e alcuni amici che mi hanno chiamato sapendo della trasmissione con varie domande. C'è chi vuole che il figlio dai kart possa passare a correre nell'auto storica, eccetera. Dico di prestare molto attenzione. Noi abbiamo degli amici che sono persone molto affidabili, a cui abbiamo dato le nostre autovetture. Tu nel tuo caso la 166 che hai restaurato presso l'officina dei tuoi amici, certo, io la Giulia Gasparri a Legnano. E io qui posso citare, ed è pubblicità voluta, nel senso non che non pagata o pagata, perché riconosco la professionalità dei fratelli Cambrini. A Milano citiamo Lodi Balduzzi, persone che ci stanno da tanti anni e che mai come mai toccherebbero una vita della vostra auto. Esatto.
E quindi onore a chi lavora in maniera onesta. Un amico mi dice: come faccio a proteggermi da queste cose? Esiste una lista? Mi sono messo a ridere perché nella sua ingenuità voleva essere aiutato. Non esiste una lista perché chiunque può essere uno di loro. Bisogna soprattutto, prima di fare un acquisto o portare l'auto, di non farsi ingannare dai video. Questi personaggi, perché tu dici: ma se tu alle 2 di notte metti filmati di motori in preparazione, di furgone che trasporta motori, sbandate, auto che fanno le rotatorie a folle velocità, non stai lavorando, non stai neanche dormendo, ti stai dedicando ad autopubblicizzarti. Il professionista, quando è tale, non ha bisogno di mettersi su un gradino, su un podio, con un trombone e dire: io ci sono, eccomi, faccio tutto. Quindi quello è già un segno che l'eccessiva pubblicità, non, lo dico perché una microazienda, e lungi da me, ho rifiutato anche la pubblicità gratuita. Quando collaboravo con le riviste, mi proponevano la pubblicità gratis, non pagavo nulla. Ho rifiutato perché dico: l'azienda sana, l'azienda che funziona, si pubblicizza da sola, con i clienti soddisfatti. Quindi è più probabile che un amico, ecco, di dar retta a un amico che è già amico vero, ha avuto a che fare con quel meccanico, quel preparatore, quell'appassionato, e fidarsi della competenza e dell'esperienza di un'altra persona. Questo è importante. Attenzione anche ai raduni, dove ci sono tanti appassionati. Io andrò a un raduno, sono stato invitato, e saluto l'amico carissimo Maurizio Solazzi del Cuore Sportivo. Saluto pure io. Ecco, come ospite d'onore al 4° Gran Prix di Roma Autostoriche. E il Cuore Sportivo è uno dei club in cui ci si sente amici. Ovvio, come tanti club, può anche capitare che qualcuno vi proponga qualche cosa extra, perché comunque ci sia uno scambio o altro, però già scegliendo dei posti collaudati, delle persone affidabili, della gente che ha una passione quanto la tua, il rischio è sempre più basso. Però dico sempre: occhi aperti. Occhi aperti. Pagare quando tu hai visto l'oggetto e lo hai in mano. Mai pagare prima, come nel mio caso, che poi dopo 2 mesi ti spediscono una cosa che non è la stessa di quella che hai visto, e poi spariscono perché non hanno il coraggio di affrontare la cosa direttamente. Io tra l'altro credo di avere delle novità delle prossime settimane a proposito della truffa, di una delle truffe che ho subito, però questa cosa me la voglio mantenere perché voglio vedere la faccia del farabutto quando si troverà a confrontarsi con il sottoscritto per quello che ha combinato. Non tanto per il danno economico, che comunque non è poco, anche perché mi ha annullato un anno di corse e io rimando in continuazione buttando soldi, ma quanto per il gesto infame. E quindi guardatevi, questo io dico, guardatevi. Se mi scrivete in privato o mandate un WhatsApp, una mail alla redazione che me la girerà, cercherò nel mio possibile di darvi i consigli sani per quello che è la mia esperienza. Quindi... E questa è la cosa più importante. Tra l'altro, sai, 2 settimane fa, la settimana scorsa, ci siamo fermati perché è stata, diciamo, una settimana tra conclave e altro abbastanza pesante. La settimana scorsa, anzi no, l'altra, quando è arrivata la lettera di quell'ascoltatore con l'Alfa 6 di quella che aveva fatto, che ha raccontato delle verità. che aveva osato tentare di prendere parte a un raduno. Ecco, questo è il settarismo che io ho sempre deprecato e ho sempre, diciamo così, mi ha sempre lasciato disgustato nei confronti di un certo modo di fare alfismo, che non è alfismo, è soltanto gli amichetti che si ritrovano come da bambini: questa è la mia macchinina, questa è la tua, tu brutto, io bello. Ma queste cose le fanno, sono molto puerili, non sono l'alfismo, non sono il rispetto che si dovrebbe No, a una persona ma che ama l'Alfa Romeo. questo avviene in alcuni club, non in tutti, attenzione. Io per quello, non perché sia nel club Cuore Sportivo, ma sono stato cercato, io credo che abbiano più stima di me di quella che io meriti, dico la verità. Perché vedi, nel caso del 4° Gran Prix di Roma i posti erano pochissimi, sono stati loro a contattarmi.
Alla fine io sono un appassionato, non è che sia un campione o un pilota che ha fatto dei campionati o comunque sta nel livello professionale, sono un appassionato che quando può si fa qualche gara con l'auto, si diverte e fa i raduni. È lì che capisci la stima della gente. Purtroppo ci sono dei club, perché io da appassionato negli anni passati ho gravitato anche andare solo a un raduno così esterno per vedere, dove sei completamente ignorato. Tu arrivi, saluti, non ti rispondono. Io ricordo un raduno che si fece qui vicino a Roma, tramite internet ho partecipato in maniera esterna. Non sono riuscito a parlare con nessuno perché erano talmente presi da parlare tra loro che sì. c'era anche alla cena ho potuto parlare solo con un commensale vicino a me, totalmente ignorato. Poi ho capito che bisognava fare numero. Come me c'erano altre persone, però siccome il locale doveva raggiungere il quorum, mi pare di 50-60 partecipanti almeno, gli serviva il numero. Io sono andato lì alla fine senza salutare nessuno perché mi sono sentito non solo escluso e non lo meritavo, ma ho visto veramente che significa il settarismo, che significa, come dici tu, noi siamo amici, questo è l'estraneo. Noi hanno detto ti abbiamo invitato, ciao, come ti chiami, che auto hai, cosa fai? Appunto, Niente. diventa un amico pure tu, no? Nemmeno per idea. Certo, io avevo un gruppo tanti anni fa su internet, una chat, e ci riunivamo con questi amici e spesso ho organizzato alcune serate nei locali. Io stavo davanti alla porta e facevo amicizia con tutti i partecipanti e la maggior parte non li conoscevo, li sentivo via chat, facevamo raduni di cena a Bologna, a Roma stessa, è quello, devi fare un po' da anfitrione, poi magari c'è quello più simpatico, c'è quello meno antipatico, però il benvenuto, tu sei del sud come me, ma in tutta l'Italia persone per bene, quando vai in una casa, quando bussi in una casa e sei gradito, ti aprono una porta, se ti invitano non ti tengono in un angolino, partecipi come commensale al loro pranzo, chiacchierano, ti sollecitano a raccontarti, a parlare. Lì si era completamente isolati, come me altre persone che eravamo lì tutti alfisti, tant'è che siamo rimasti, dico, qui non ci verrò mai più, non esiste proprio, perché non accettano queste cose. Il signore che ha scritto dell'Alfa 6 ha perfettamente ragione. Io ho letto la lettera che tu mi hai girato, Sì, e perché poi l'ho ha ascoltato in mandato... radio, quel giorno l'ho ascoltato in radio, ed aveva perfettamente ragione. Questo comportamento purtroppo in certi club, non in tutti, accade. E ci sono invece club in cui tu magari puoi dimenticarti di un raduno e c'è il responsabile che ti chiama e dice Alex, voglio la tua presenza al raduno. Ma chi lo farebbe oggi? Appunto. Questa è familiarità, non per me. È un modo, in un mondo che purtroppo sta andando alla rovina, dove la gente si aliena, bisogna essere più sociali tra di noi. Non asociali, sociali, socializzare con chiunque, anche con l'appassionato che va al raduno senza auto. Sì. Attenzione, perché non è solo chi ha l'auto, c'è chi ha, ne conosco tanti, hanno passioni ma non hanno i soldi. Esatto. Quell'uomo, quell'appassionato è alfista quanto me, e quando tutti noi. Alex, dobbiamo chiudere qui, però credo che le tue siano state parole più che importanti. Voglio ringraziarti come sempre e Nulla. niente, ci ritroviamo il 24 di maggio allora. Esattamente, ringraziamo e ricordiamo chi sta dietro la regia, Grazie perché Sveva. tecnici di bassa frequenza, io l'ho fatto, non è facile. Ringraziamo Sveva per il suo lavoro, per la sua disponibilità e per la sua simpatia. Ecco. Benissimo. Allora, noi abbiamo finito, appuntamento tra una settimana, oppure se volete lunedì alle 7:30 ci ritroviamo con la rassegna stampa. Grazie a tutti e the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi hanno parlato Alex Cerede e Antonino Danna. Buongiorno. Avete ascoltato il